Sono passati 43 anni da quel tardo pomeriggio della vigilia di Natale del 1982, in cui il maresciallo Roberto Tuzzato, comandante della stazione dei Carabinieri di Campo San Piero, perse la vita in un conflitto a fuoco con i banditi a San Giorgio delle Pertiche. Una ferita per l'arma e per chi, quel giorno, era in servizio accanto a lui. Rete Veneta, a distanza di così tanti anni, ha raccolto una testimonianza inedita e straordinaria di quel tragico pomeriggio. È quella dello scledense Sergio Faccin, oggi 62enne. Avevo 19 anni ed ero carabiniere ausiliario in servizio alla stazione di Campo San Piero. Quel 24 dicembre ero di pattuglia sulla radiomobile e dovevo smontare dal servizio in tarda serata. Mancava poco alla fine del servizio, circa mezz'ora, e quando dalla radio, via radio, ci comunicarono dalla caserma di rientrare perché il maresciallo Tuzzato, comandante della stazione, aveva delle comunicazioni. Quando scesi dalla Gazzella, il maresciallo mi diede il foglio di licenza ordinaria e mi disse: Sergio, vai a casa e passa il Natale con i tuoi e adesso esco io a concludere il turno di pattuglia. Non appena Faccin arriva a casa, non ha nemmeno il tempo di salutare i suoi che squilla il telefono. Sono il capitano Verri, comandante della compagnia di Cittadella, e parlo con il carabiniere Faccin. Io risposi sì e con tono molto grave mi disse di rientrare urgentemente. Quando Faccin arriva a Campo San Piero, comprende subito. Entrai e i miei colleghi mi dissero che eh, il maresciallo Roberto Tuzzato era morto in uno scontro a fuoco con dei banditi che stavano facendo una rapina a un distributore di San Giorgio delle Pertiche. Faccin è sconvolto dalla notizia della morte di Tuzzato. Per l'affetto che provavo nei confronti del maresciallo e al pensiero che un'ora prima ero io seduto da Gazzella